Per colpa vostra le nostre comunità sono arrivate a lavarsi con le bottiglie. Questa è la principale accusa con la quale questa mattina, in occasione del vertice organizzato dal prefetto Alessandro Nigro alla Camera di Commercio, i sindaci hanno additato il neopresidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, collegato da remoto, e al direttore Stefano Sebastio. I sindaci di Siniscola, San Teodoro, Budoni e Posada hanno evidenziato la situazione di disagio che ha creato tensioni sia a livello sociale e troppe volte ha fatto scappare i turisti verso le classiche zone che da sempre sono le mete preferite di chi viene in Sardegna per le proprie vacanze al mare. Rita De Retta, sindaco di San Teodoro, ha sottolineato che il problema non è solo la siccità, ma anche e soprattutto una non adeguata raccolta della risorsa idrica. Il sindaco di Siniscola, Gianluigi Faris, dal canto suo, ha lanciato un nuovo allarme: abbiamo poca acqua, sufficiente sì e no per un altro mese. Stesso appello del sindaco di Baunei, Stefano Monni, il quale denuncia che da circa 5 giorni il suo paese è ai rubinetti a secco a causa delle varie perdite che si sono create nella condotta principale. Se ne ripara un tratto e subito dopo se ne rompe un altro. I sindaci dunque, come ha precisato Luciano Barone, sindaco di Mamoiada, hanno chiesto a gran voce di velocizzare l'erogazione dei fondi necessari che sono disponibili al rafforzamento delle strutture, alla sostituzione delle condotte vetuste, alla semplificazione della burocrazia, ovvero che gli uffici di Abbanoa abbiano più autonomia nel dare l'ok ai comuni alla riparazione dei guasti e infine al ripristino della figura del cantoniere al posto delle continue assunzioni di figure dirigenziali.